il problema è come per la Perfosfati, ripeto, la Perfosfati, un enorme progetto, non abbiamo più soldi noi, praticamente abbiamo svenduto il progetto, parliamoci chiaro, quello che era il famoso progetto Bertoncello era svendere. Siccome non c'erano più soldi per continuare a fare l'opera di bonifica per tutta una serie di errori che sono stati fatti in passato, svendere l'area alle privati per riuscire a recuperare, diciamo, l'investimento che devono fare, perché devono fare anche la bonifica, no? Devono costruire moltissimi cubi, no? Quindi svendere, dando possibilità di fare moltissimi cubi perché potesse essere realizzata la bonifica e salvato una parte, una piccola parte, non così come si vede, della vecchia cosa. Ma l'economia, se non ha interessi, è successo così. Cioè, in un paese in cui ci sono un migliaio, più o meno, forse più oggi, di abitazioni non vendute, di case, di appartamenti non venduti, ma dov'è l'impresa? O devono pulire soldi sporchi, ma se un'impresa che vive delle proprie attività, oggi, non è in grado di investire, allora bisogna fare discorsi diversi, probabilmente gli anni, 15 anni, sarebbero stati sufficienti se si fosse lavorato senza pensare a fare gli affari, perché qui non si fanno affari con l'amministrazione, si devono fare le cose pulite, corrette, che devono andare nell'interesse del cittadino e nell'interesse dell'impresa. L'impresa deve fare il suo, però l'amministrazione deve fare in modo, garantire che l'impresa, questa è la trasparenza, che l'impresa nel fare il suo faccia anche quello che è giusto che ci guadagni, ma lo faccia nell'interesse anche dei cittadini. Se c'è questo elemento, un imprenditore che assume 100 dipendenti, ma se lui guadagna 100 mi va benissimo, purché dia lavoro a 100 persone, a 100 famiglie. Cioè non dobbiamo demonizzare l'imprenditore che guadagna, ma non dobbiamo neppure però creare condizioni di privilegio a favore di qualche imprenditore rispetto ad altri. La trasparenza è fondamentale nell'amministrazione. Se non abbiamo la trasparenza non c'è amministrazione seria.